Il mio apporto è di un medico il cui lavoro è orientato dal discorso analitico, un medico che per più di 20 anni ha lavorato in ambito istituzionale pubblico per le tossicodipendenze, o meglio, dipendenze patologiche. Molteplici e ripetute emergenze sociali segnano la nostra epoca. Spesso le istituzioni sociali stesse nascono come risposta possibile ad affrontare la crisi dirompente e le emergenze possono mettere in crisi il funzionamento di istituzioni già operanti. Ma l'emergenza sociale non sempre coincide con l'urgenza soggettiva. Nelle istituzioni, nelle quali a diverso titolo noi lavoriamo, si coglie che ciò che l'altro sociale considera un pericolo, un allarme, non sempre è ciò invece che angoscia il soggetto. La droga non fa sintomo per il soggetto, ma è il tossicodipendente che fa sintomo per il sociale. Questa è una frase di un intervento di un collega, Sergio Caretto, del 1996, ma che ritengo possiamo farla comunque nostra anche oggi. In questo scarto tra l'emergenza sociale e ciò che si produce come urgenza soggettiva si colloca la tossicodipendenza, manifestazione sintomatica contemporanea, considerata un'emergenza sociale, a cui si è data risposta con leggi che hanno codificato modalità di intervento senza interrogarsi però sul trattare il legame sociale, quel legame sociale che favorisce la produzione e il consumo di sostanze. Per il soggetto la droga non fa sintomo e spesso la sua richiesta urgente, più che per il quadro clinico, nasce da domande dell'ambiente sociale. Nel 1966 Jacques Lacan, che è psichiatra prima di essere psicoanalista, intervenendo in un'assemblea di medici, inizia chiedendosi quale sia il posto della psicoanalisi nella medicina, per poi passare a considerarlo dal punto di vista del medico, affermando che il medico avrebbe avuto un ruolo sempre più importante nella presa in carico del consumatore. A posteriori questo pensiero è stato confermato ad esempio nella legislazione che nelle differenze dei diversi stati rimanda agli effetti biologici delle sostanze. È un po' quello che diceva prima il dottor Schifani. L'urgenza di un corpo segnato dalla droga ha portato Francesco al CERT per la prima volta dopo aver ripreso l'uso di eroina. È accompagnato dal padre e non è disponibile ad alcuna valutazione che non sia quella medica. Ha un atteggiamento deciso ad ottenere un breve trattamento con metadone ed è in questo sostenuto dal padre. Questo suo modo arrogante contrasta con l'atteggiamento che in seguito sarà sia in Francesco che nel padre. Ha 32 anni e da 3 anni si è trasferito assieme ai genitori e alla moglie nel paese d'origine della sua famiglia. La decisione di trasferirsi era stata presa dal padre perché riteneva che un cambiamento dell'ambiente sociale fosse di aiuto ad uscire dalla tossicodipendenza. Francesco sembra sapere come curarsi. Usa la droga per ridurre le fatiche, le povertà di senso, le carenze affettive che gli provengono dai legami familiari e sociali, chiamando l'eroina l'antidolorifico morale. Conduce la propria vita secondo un modello dato da luoghi comuni, il cui significante, lavoro, denaro, casa, moglie, genitori, amici, non fanno affiorare una soggettività dove si possa intravedere un desiderio del soggetto. Francesco collega l'inizio dei disturbi psichici della madre, che aveva costruito, ed è lui stesso a usare questa definizione, un delirio di tipo persecutorio, con la decisione della figlia di entrare in convento. Secondo invece la sorella, che Francesco ha voluto che incontrassi, la madre ha manifestato le difficoltà dopo la nascita del figlio, cioè della nascita di Francesco, con cui ha avuto un rapporto definito simbiotico. Il figlio doveva esserle sempre accanto nei momenti di crisi, con lui dormiva e rifiutava la presenza del marito.
Francesco ha continuato a stare nel letto assieme alla madre fino all'età di 11 anni, quando è entrato in seminario. Non studiava, ma leggeva i testi scolastici, certo di imparare, come diceva, per volontà divina. La realtà scolastica, invece, è stata ben diversa e la vocazione è venuta meno perché cominciavo ad interessarmi alle ragazze. Dio, fede, sembrano porsi lungo la linea dell'ideale materno, che crolla nell'adolescenza con l'incontro della sessualità, mentre la sua vita sembra essere guidata da una legge paterna in cui domina il sacrificio personale. Incontra gli stupefacenti a 16 anni. Ho iniziato a fumare tra amici, poi il fumo è venuto a noia e c'è stata la ricerca dello sballo. Quando ho tirato l'eroina per la prima volta sono stato male, poi era quello che ci voleva, in quanto riuscivo a staccarmi dalla realtà. Ha avuto quelle condotte antisociali legate spesso alla vita tossicomanica, fino a quando è stato colto a rubare. L'incontro con la legge l'ha fermato a compiere atti illegali, ma non a interrompere il rapporto con l'eroina. A 23 anni accetta di entrare in una comunità. Il servizio che lo aveva in cura aveva scelto per lui una struttura in cui si lavora sul concetto di riabilitazione della persona, con una modalità di intervento terapeutico di tipo comportamentale e pedagogico che presuppone un forte investimento sulla comunità attraverso identificazioni al gruppo comunitario. Presto interrompe però il percorso portando come motivazione le difficoltà di relazione con i ragazzi ospiti. Mi distinguevo durante le attività di gruppo perché avevo più capacità critiche e introspettive. Afferma di essere entrato ed uscito dall'uso di droga per parecchie volte. L'uso della droga interroga sul posto singolare, l'uso della sostanza, scusate, interroga sul posto singolare occupato dalla droga in questo soggetto. La tossicodipendenza in Francesco sembra essere un modo per creare dei punti di rottura nel rapporto così esclusivo con il materno. Un tentativo di separazione dal materno, forse anche dalla follia materna, tuttavia nella forma dell'acting out più che ad una soggettivazione vera, separazione vera. L'altro della cura. La difficoltà della cura sta nella non entrata del tossicodipendente nell'altro del campo terapeutico. Quindi è necessario fare un lavoro preliminare per far emergere un transfer verso l'altro della cura e la messa in campo del soggetto supposto sapere, ossia l'inconscio. Al momento, alla domanda di Francesco rivolto al solo problema astinenza, ho deciso di rispondere con la prescrizione di metadone per un breve periodo, in quanto poteva essere una chiave di apertura di un tempo per occuparsi della propria persona oltre l'oggetto droga. Sembrava che procedesse bene, ma dopo alcuni mesi ha usato eroina dicendo per poter staccare dalla quotidianità. Mi chiede di sostenerlo in questa ricaduta perché afferma non voglio perdermi di nuovo. Da qui inizia a raccontare le sue grandi difficoltà a sopportare una vita che sente piena di sacrifici e senza possibilità di cambiamento. Per prodursi la domanda di aiuto di Francesco sembra chiedere al soggetto di ricadere nella droga. L'oggetto droga diventa un ponte per una domanda che, lontano dall'essere una domanda di analisi, e quindi di cura, che prevede di interrogarsi sul possibile senso di un sintomo, è tuttavia un appello all'altro della cura ora installato. La droga non solo mezzo di separazione, ma oggetto con cui annodare il legame con l'altro simbolico. Un sogno ricorrente gli si presenta. Vi appaiono il modo, i tempi e i luoghi della ricerca d'eroina, il sentire le sensazioni provate nel vedere la sostanza. Per Francesco sono sogni piacevoli. È più gratificante il rito preparatorio piuttosto che la realizzazione dell'atto di farsi. Sorridendo dice che non vuole più far uso di droga, ma tuttavia in lui è rimasta la libidine del rito. I tossicodipendenti difficilmente riportano i sogni
e il contenuto di questi raccontati riguardano il loro rapporto con l'oggetto di godimento. Questi sogni affiorano soprattutto nei periodi di non uso delle sostanze, che vengono peraltro definiti da noi curanti di miglioramento, periodi di miglioramento. Il momento in cui il soggetto si sente più diviso è quando cessa l'assunzione della droga. È in quel momento che in qualche modo riemergono le sue problematiche. Si ha la descrizione del sogno, ma c'è molta resistenza a una minima elaborazione, forse per paura della parola indirizzata all'altro del transfert, per la percezione che l'incontro con l'altro del transfert faccia perdere il godimento provato durante il sogno. Allora, si potrebbe ritenere che quando vengono riportati questi sogni ci sia un inizio di entrata del soggetto, identificato nella figura di tossicodipendente, nel campo dell'altro terapeutico. Un non psicanalista, molto attivo nel sociale e fondatore del gruppo Abele, richiama, queste sono le parole di Luigi, richiama al doveroso realismo a cui tutti siamo invitati e all'importanza di lavorare non solo sui bisogni, ma anche sui desideri. Rispetto ad altre patologie, anche quelle che hanno una grande valenza sociale, gli interventi terapeutici nelle tossicodipendenze sono legati maggiormente a condizionamenti sociali e ideologici. I tecnici, coinvolti nella cura, devono impegnarsi a non separare la propria capacità professionale dal contesto in cui essa opera, verificare in che misura vincoli politici istituzionali promuovono o limitano la costruzione di un progetto terapeutico che riconosca la parola del paziente nel suo valore di verità soggettiva e non porre solo la propria verità. In questi anni si è attivato un interesse di lavoro istituzionale orientato dal discorso analitico. Un medico può porsi, ritengo, con un atteggiamento non solo di osservazione, ma anche di un ascolto orientato analiticamente, in modo tale che il paziente senta la possibilità di scelta e di responsabilità nel portare avanti la cura, nella quale un farmaco prescritto sia vissuto quindi come una risorsa soggettiva. Il medico può avere un ruolo fondamentale a seconda di come lui stesso si serva dell'oggetto farmaco, o solamente come sostituto legale di una sostanza illegale, oppure come un dispositivo possibile per stabilire una relazione che ha nella parola il suo cardine. Occorrono sofferenza e desiderio di sapere affinché il sintomo diventi analizzabile, ma il tossicomane ci indica che l'esperienza ha più valore della parola, mettendo in scacco sofferenza e desiderio di sapere. Nelle istituzioni di cura delle dipendenze sono necessarie pertanto modalità di intervento che possano aiutare a lavorare per richieste di cura che sembrano strumentali, manipolatorie e che richiedono tempi lunghi, dove l'astinenza non è il presupposto per iniziare la cura, come Francesco stesso ci insegna. Tuttavia, l'interdizione della sostanza non va cancellata per far sì che la mancanza diventi momento di divisione e produca nel soggetto l'interrogativo sul desiderio dell'altro della cura. Passando in tal modo, quindi, dall'urgenza alla crisi del soggetto, crisi che non solo può lasciare il soggetto senza risorse per far fronte al nuovo, ma anche può essere un'occasione di cambiamento laddove ci sia qualcuno che accoglie l'appello che gli si rivolge. Trasformare la crisi in opportunità per ciascun tossicodipendente, quindi, di trovare nuove risorse soggettive con cui far fronte all'impossibile che incontra nel suo cammino.